è arrivato il terremoto. Oggi alle 11 ci è stato comunicato, quindi è scattato tutto il meccanismo già predisposto col piano di sicurezza. Niente paura, è un'esercitazione, ma da questa mattina e fino a domani sera Vittorio Veneto è sotto esame di protezione civile. In movimento i volontari del territorio e non solo. Siamo sul centinaio, più di 100 persone dell'amministrazione comunale. Siamo sotto gli occhi, sotto il controllo delle strutture sovradimensionate, infatti abbiamo qui oggi anche l'assessore Votacin che con occhio attento segue un pochettino cercando di coglierci in fallo. Assessore regionale attentissimo ad ogni particolare, partendo dall'attività del centro di coordinamento con carta del territorio dove vengono simulati crolli e relativo soccorso persone. Con le esercitazioni si fa prevenzione, si cerca di capire e di far capire ai cittadini come deve funzionare la macchina in modo che non ci siano ritardi nel momento in cui dovesse accadere qualcosa nell'erogazione dei soccorsi. Tante le specialità sotto esame per i volontari che guardano con entusiasmo il ritorno alle esercitazioni dopo 2 anni di Covid. Lei da quanto tempo è che fa il volontario di protezione civile? Ho perso il conto dal 1980. Tra i primi volontari porto il numero di matricola 3. Perché ha deciso di fare sta cosa? Rientra nel carattere voler aiutare le persone, in particolar modo quando avvengono calamità naturali. Veterani ma soprattutto giovani leve come Matteo Campodall'Orto, 21 anni. Un giovane dovrebbe mettersi al servizio della protezione civile o di qualsiasi altro ente di volontariato per occupare il suo tempo libero a favore della comunità. Un esame ma anche un modo per ritrovarsi e per ricordare gli eventi affrontati a partire da Vaia. È significato che praticamente tutte le persone facendo sistema di unità ci si dà una mano uno con l'altro in caso di necessità e in caso di difficoltà. Se non ci fosse stato questo esercito, dove saremmo andati? Il 12 marzo del 2019 il Presidente della Repubblica Mattarella è venuto in Veneto e ha dichiarato pubblicamente che il Veneto ha dato una lezione di protezione civile all'Italia. Questo lo dobbiamo ai veneti e allo spirito di solidarietà innato che hanno i veneti.